È l'ultimo atto di una lunga telenovela, la firma del decreto di finanziamento per la realizzazione della nuova rete idrica di Agrigento. Ad apporre la firma è stato il dirigente generale del Dipartimento delle Acque e dei Rifiuti della Regione. Il provvedimento attribuisce al lato idrico 26 milioni e 179 mila euro che dovranno servire per il rifacimento totale della rete di distribuzione, il cui progetto è stato approvato qualche mese addietro. Il decreto adesso è in attesa di registrazione alla Corte dei Conti, poi sarà notificato al Presidente del lato idrico e sarà finalmente possibile passare alla fase esecutiva. Si chiude dunque una vicenda scandita da intoppi burocratici, ma anche da polemiche politiche che hanno visto uno scontro a distanza tra il sindaco Marco Zambuto e il Presidente della Regione Raffaele Lombardo. Sul piano tecnico e burocratico il progetto è stato realizzato dalla società Delta Ingegneria SRL su incarico della Girgenti Acque e prevede un costo di circa 35 milioni di euro, un'opera che inizialmente era stata portata all'esame del governo nazionale perché desse il carattere d'urgenza, come chiesto e sollecitato più volte dal sindaco, ma senza successo. Da qui il passaggio di competenze alla regione. Nel giugno 2010 l'allora capo del Genio Civile di Agrigento, Rino Lamendola, aveva illustrato alla Commissione regionale lavori pubblici gli aspetti tecnici del progetto, che prevede tra le altre cose l'ottimizzazione del sistema esterno di adduzione, la riorganizzazione del sistema interno di distribuzione, la creazione dei collegamenti tra i vari serbatoi di zona in modo da distribuire in tempo reale i flussi idrici in esubero nelle zone carenti, il rifacimento delle reti di distribuzione vetuste e poco funzionali, l'integrazione della rete nelle zone scarsamente servite, il rifacimento del sistema degli allacci alle utenze private, la creazione di un sistema di telecontrollo per acquisire in tempo reale i dati che diano una risposta immediata alle continue variazioni di flusso in arrivo in città e alla distribuzione al suo interno, e ancora l'acquisizione in tempo reale dei dati di portata e di pressione necessari per i bilanci idrici e il controllo delle perdite, un'opera attraverso la quale si porrà fine alla piaga della carenza idrica cittadina ed in particolare al problema delle perdite di acqua che fa registrare punte anche del 62%.